La sanità pubblica non si tocca. Con questo slogan ieri è andato in scena nelle piazze, in particolare la piazza di Roma, uno sciopero del mondo della sanità pubblica, in particolare dei medici, infermieri, ospedalieri. La manifestazione è arrivata in un momento topico nel quale naturalmente anche attraverso ovviamente i sindacati si è saputo che questa categoria è arrivata a scegliere di incrociare le braccia perché non c'era altro da fare. Se la sanità non si tocca è lo slogan, vuol dire che c'è chi la sanità in questo momento la tocca. Di questo ci occuperemo nella puntata del nostro Focus di oggi. Do il benvenuto al presidente dell'Ordine dei Medici di Catania, il dottore Alfio Saggio, ben trovato. E poi ci colleghiamo con Palermo, dove c'è anche Giuseppe Bonsignore, segretario regionale del CIME, il sindacato appunto dei medici ospedalieri, impegnato ovviamente ieri a Palermo in una parte collaterale importante di questa manifestazione. Ha raccolto anche Bonsignore quelle che sono le motivazioni di questo sciopero. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, fra poco avremo anche un collegamento molto atteso per quanto mi e ci riguarda e per quanto dovrebbe riguardare in realtà tutte le persone di buon senso e i medici che sanno che cosa significa la qualità in questo mestiere, molto spesso svilita, sacrificata, anche da provvedimenti della politica. Dunque, la sanità non si tocca. Dottore Saggio, perché? Chi la sta toccando esattamente e come la sta toccando? Ma non è che la sanità la stanno toccando ora, la sanità il sistema sanitario nazionale è in un declino evidente e purtroppo non si vede un argine a questo declino. Noi prevediamo che il 2024 possa essere peggiore di quello attuale perché i segni prognostici non sono molto positivi, sia per quanto riguarda i finanziamenti, sia per quanto riguarda la disponibilità di personale medico e di personale infermieristico. Quindi insomma è un grido doloroso, Molto mettiamo doloroso. così, che presuppone che insomma la situazione non possa che peggiorare a meno che non si mettano degli argini. Bisogna mettere degli argini e si stanno mettendo delle toppe, bisogna mettere invece degli argini molto forti, non dico come il Mose di Venezia, ma qualcosa del genere per cercare di veramente di bloccare questo declino. Allora, Bonsignore, ieri avete fatto il punto, noi siamo venuti a Palermo, abbiamo raccontato anche quelle che sono state le vostre, quella che è stata la vostra giornata appunto a Palermo, e lei ha riassunto mirabilmente quelli che sono i contenuti di questa protesta. Mi dice in sintesi le motivazioni reali di questa protesta, quali sono i punti nodali e poi andremo a parlarne. Le motivazioni dello sciopero generale che è stato lanciato da Cimofesmed e Anao, quindi a livello nazionale, sono condensati in pochi punti e si riallacciano a quello che si diceva poco fa, e cioè al fatto che la sanità italiana è di fronte al baratro, è di fronte al punto di non ritorno. C'è un tentativo di smantellamento del nostro servizio sanitario nazionale che dura da molti anni. C'è stata una piccola parentesi che si chiama pandemia Covid, in cui nessuno se n'è più accorto di questo tentativo di smantellamento, o quantomeno la polvere è stata messa sotto il tappeto. Ci hanno chiamato eroi per 2 anni, eroi usa e getta, perché all'indomani della pandemia, ora che la politica, il governo, sia nazionale che regionale, è tranquillo e sereno, gli eroi sono stati accantonati e tornano a essere anche bersaglio di provvedimenti politici, ma non solo, ecco, spesso e volentieri anche giudiziari. Bonsignore, la blocco un attimo, sa perché? Perché lei mi ha dato un gancio pazzesco, cioè lei ha detto la parola eroi, e allora io, visto che di eroi in questo mestiere, in questo vostro meraviglioso mestiere, ne conosco alcuni, vi voglio portare in un luogo del quale ci siamo occupati per tanti appuntamenti del nostro Focus, ma anche dei nostri telegiornali, e cioè il centro di cardiochirurgia pediatrica del
Mediterraneo dell'ospedale San Vincenzo di Taormina. Lì ci sono eroi, gli eroi sono i medici, sono gli infermieri, e gli eroi sono anche i genitori che stanno combattendo per un'assurda ipotesi di chiusura. Però a fianco a loro ci sono davvero tante persone e anche tante personalità. Io sono felice di dare il buon pomeriggio a Flavio Insinna. Buon pomeriggio Flavio. Buon pomeriggio, eccomi qua. Faccio vedere subito la maglietta che il professor Agati, che è veramente l'anima, il cuore di questo reparto, che appunto ha a che fare col cuore e la salute di tante bambine e bambini, mi ha regalato, perché io già quest'estate sono venuto qua. Dopo aver visto Fiorello, io conosco Rosario, lo stimo tantissimo, quando Fiore si muove, quando l'ho visto qua ho detto c'è da andare a aiutare questo reparto. E poi una cosa marginale, ma per me no, mio papà era un medico ed era siciliano, quindi questa causa è assolutamente nel mio cuore, come persona, come cittadino, come, ripeto, figlio di medico, di quella sanità là che era pubblica e che era per tutti, e dove i posti non devono chiudere, i luoghi come questi, quelli bravi dicono luogo di eccellenza. Questo è un posto dove si fanno miracoli, la scienza può fare miracoli. Poi mi viene da dire, citando Brecht, triste il paese che ha bisogno di eroi. Gli eroi non li vorremmo vivere, come dire, in tranquillità, sapendo che un posto come questo, dove famiglie disperate portano le loro bambine, i loro bambini come ultima chance, e ripeto, e si fanno tantissimi miracoli con uno staff straordinario. Io mi sono innamorato per come lavorano, parlo della parte scientifica e dell'umanità che ci mettono, che un posto come questo debba chiudere. Secondo me veramente, perdonate la banalità, c'è da tornare esseri umani, al di là delle leggi, delle deroghe, dei numeri. Non c'è rivalità qua, come dice il professor Agati, non c'è Roma-Lazio, non c'è Inter-Milan, non c'è Juve-Inter, qua c'è che la Calabria, la Sicilia, il Bambin Gesù, Palermo, Taormina, dobbiamo aprirli i posti, li dobbiamo custodire. Ma voi immaginate che tragedia sarebbe chiudere questo posto per tutta questa parte della Sicilia e della Calabria? Non ci a parte tutte le professionalità che si andrebbero a disperdere dopo tantissimi anni, ma pensate alle bambine e bambini con le famiglie dove andrebbero? Arrivare fino a Palermo diventa un viaggio. Lo so che per chi non conosce precisamente la geografia della Sicilia dice ma che sta dicendo? Chi conosce lo sa, scusate il fiume in piena. No, lo so Flavio, perché tu sei molto preso da questa cosa e lo hai dimostrato. Senti Flavio, la gente che ci segue, diciamo che la chiusura dovrebbe essere legata a un decreto, no? A questo decreto Balduzzi che imporrebbe una serie di, come dire, tot numero di persone, un bacino di utenza di circa 4-5 milioni, mi dice il dottore Saggio, di persone. Questo bacino in qualche modo, insomma, finora c'è stato, poi è arrivato il discorso dell'ospedale civico dove è stato aperto appunto il reparto di cardiochirurgia a Palermo, e quindi o uno o l'altro. Non si potrebbe cercare... Professor Agati, scusate ti interrompo, e perché, come dice il professor Agati, con una bella deroga, un foglio, quello che volete, firmiamo tutti insieme l'uno e l'altro? Ma perché siamo sempre il paese delle contrade, del palio, della giostra, o questo o quello? Palermo, Taormina, Calabria, Caltagirone, li apriamo. No, ma perché è chiaro Flavio che questi impongono dei costi, no? È chiaro che sempre lì il discorso va a parare. Allora... Scusa, posso dire una cosa che mi ha spiegato mio papà tanti anni fa come medico? Abbiamo cominciato a perdere quando alla U di unità, USL, unità sanitaria locale, ci abbiamo messo la di azienda. L'azienda fa i conti, l'azienda deve far quadrare i conti e li fa tagliando i letti, i posti letto e le professionalità. Io sono figlio di un medico che mi ha insegnato, quando lo andavo a trovare, a salutare dall'ultimo portantino fino al super primario, perché tutti erano parte di quel meccanismo meraviglioso che è salvarci la vita, salvarci la pelle. Trovo una follia che stiamo parlando di numerini. Io direi, proprio con tutto il cuore, ma veramente come in un film di Frank Capra, la vita è meravigliosa, ci voglio credere, si avvicina il Natale, il ministro della salute, il presidente della regione, il presidente della regione Calabria, il Bambin Gesù, ci vediamo tutti qua. Diteglielo voi a queste famiglie che ci sono i numeri, queste famiglie con le bambine e bambini che pesano, me l'ha fatto vedere il professore stamattina, pesano 900 grammi i bambini. Ricordiamo che in questo posto si fanno interventi di massima complessità
e che l'unica cosa che non viene eseguita è il trapianto. Lo ricordiamo questo? E l'anno scorso un solo bambino è stato trasferito a Roma per un trapianto, quindi stiamo parlando di unità di eccellenza, ragion per cui che si possa in qualche modo mantenere una cosa buona è una cosa meravigliosa, un posto meraviglioso, meraviglioso, contestualmente lasciare col cuore in mano, ve lo chiedo col cuore in mano, il mio. Allora, un appello di Flavio, di grande equilibrio, ma di grande cuore, qua ci sta la parola perfettamente, è quello che noi raccogliamo in un ambito dove ci sono medici che vogliono salvare la sanità pubblica, che vogliono cercare di dire bisogna fare qualcosa perché il momento è davvero incredibile. Pensa Flavio che cosa ne sarebbe di questo centro in un contesto di follia verso il quale ci stiamo dirigendo? Non ci voglio neanche pensare che chiude. E se posso permettere così una piccola licenza, ripeto, da figlio di medico che mi ha insegnato a rispettare questa professione e tutte le professionalità insieme al medico. Io ascoltavo appunto i tuoi ospiti con grande attenzione e rispetto e ammirazione. È un mestiere, quando mio padre andavamo in Sicilia in vacanza, io lo sentivo da papà, mi dice arriva il dottore Totò, adesso è un mestiere svilito, l'infermiere, il dottore, cioè vengono aggrediti nei pronto soccorsi, ci abbiamo solo da ridire, ci abbiamo solo da criticare. Esatto. È un lavoro come l'insegnante, cioè è un lavoro quando dice arriva il professore, arriva il dottore, cioè gli dobbiamo restituire, tutti i lavori sono nobilissimi e ci mancherebbe altro, ma ci sono delle cose, cioè qui si salvano le vite, gli diamo la vita dei nostri cari o la nostra, dobbiamo ritrovare il modo di trattarli bene anche economicamente. Ho degli amici che mi dicono Flavio non tornerei in Italia a lavorare neanche strapagato, cioè, mi rispettano, mi hanno dato casa, lo stipendio e vengo considerato come un professionista, ma gli vogliamo dare veramente quello che meritano economicamente, come prestigio, come rispetto, ci salvano la vita, perdonate la banalità. No, non è banalità, perché qua parliamo proprio di questo. Flavio, senti, io ti ringrazio moltissimo. Ripeto, fammelo dire ancora, aspettiamo il ministro della salute, il presidente, il dottor Schifani, il dottor Occhiuto dalla Calabria viene, anche se non c'è il ponte, c'è il traghetto, va benissimo, aspettiamo il traghetto, lo vado a prendere io, sono passato ieri col traghetto, bellissimo, 20 minuti romantici sul mare, ci vediamo qua il bambino Gesù e vi ripeto, non neanche ascoltarli, guardarli negli occhi questi genitori, queste mamme e questi papà, e secondo me troviamo tutte le deroghe e le possibilità del mondo. Sarebbe veramente una follia, una follia. Grazie Flavio, tu sei un'immagine fortissima e speriamo, contiamo su di te. Spero. Un abbraccio a Flavio Insinna che ritroveremo anche nei nostri telegiornali della sera. Grazie ancora, in bocca al lupo, un abbraccio a tutti, al dottore, ai medici, alle famiglie meravigliose che sono lì. Allora, ha detto tutto lui. E io questo volevo dire, ci ha rubato la parte, quindi poi abbiamo finito. Perché ha parlato di questo mestiere. Ha sconfinato, è andato oltre Taormina, è andato, quindi è andato sul generale. Questo mestiere svilito ed è un dolore incredibile. Noi non facciamo altro, dottore Saggio, che raccontare di medici che scappano. Medici, la grande fuga è stata definita. La grande fuga che ora si sta ampliando, prima era a livello europeo, ora si è aperto un altro spazio, che è quello dell'Arabia Saudita, dove ci sono delle proposte veramente allettanti, si parla anche per gli specialisti di 12.000, 13.000, 14.000 euro al mese, con tanti benefit connessi, casa, albergo, scuola per bambini, piscine e tutto il resto. E quindi sia per una questione economica, sia anche perché una qualità di vita, almeno apparentemente sembra superiore, ci sono tantissime richieste di andare in Arabia Saudita. Ultima spiaggia è questa. Ecco, naturalmente Bonsignore non può che annuire, l'ho visto più spesso, molto spesso in questo momento fare così, insomma, perché sono state dette cose che cosa mi viene da dire? Un pensiero. Dico una cosa importante secondo me. Noi stanno facendo a livello regionale delle proposte per aumentare lo stipendio per fare venire dei medici extracomunitari a lavorare in Sicilia. C'è un bando pubblicato per 1.500 posti. Certamente. Contemporaneamente noi facciamo dei certificati di good standing per tutti i medici invece siciliani che vogliono andare fuori. Quindi perdiamo i nostri medici che abbiamo creato, abbiamo formato e abbiamo speso per formarli, li abbiamo formati anche bene e li mandiamo altrove per reclutare dei medici di cui sappiamo ben poco.
Ecco, è un po' diciamo, il gatto che si morde la coda, perché cosa succede? Succede che i medici scappano dagli ospedali, le persone ovviamente hanno anche difficoltà ad accedere ai servizi, perché ovviamente con pochi medici i servizi non si possono ovviamente portare avanti per bene nei tempi giusti, si allungano ovviamente le liste d'attesa, e allora c'è il paziente che si può rivolgere al privato che lo fa, quello che non si può rivolgere al privato, che non si cura. Monsignore, è così? Sì, sicuramente ho sentito diversi temi toccati anche egregiamente da Flavio Insinna sulla cardiochirurgia. Vorrei cominciare da qui, se mi consente, Certo. perché sono completamente convinto che si possa fare, volendo, se c'è la volontà, 2 cardiochirurgie nella regione. È vero che il DM70, il decreto Balduzzi, dice una cardiochirurgia per ogni regione con una popolazione di 4 milioni e mezzo di abitanti, ma è anche vero che bisogna tenere conto pure delle peculiarità della regione, delle peculiarità geografiche, della viabilità della regione, per cui ci sono, secondo me, delle deroghe da poter fare. Oltretutto c'è anche un altro aspetto, perché per altre discipline questa ristrettezza dei parametri del DM70 non viene tenuta in considerazione. Mi riferisco ad esempio ai punti nascita. Il DM70 dice pure che i punti nascita con meno di 500 parti l'anno dovrebbero chiudere. In Sicilia non è stato chiuso nessuno. Allora, per queste storture le risorse economiche ci sono, e per una cardiochirurgia d'eccellenza, qual è quella di Taormina, che lo ha dimostrato negli anni, no. E allora è semplicemente una questione di buona volontà. E bene dice Flavio Insinna quando dice: chiamiamo il ministro, il presidente delle regioni, eccetera, a dirlo loro, ai cittadini, ai genitori di questi piccoli pazienti: guardate, vi stiamo chiudendo questo gioiello. Perché è chiaro che poi invece alla fine saranno magari lasciati soli i medici, come avviene al pronto soccorso, che vengono lasciati soli in prima linea a fronteggiare la rabbia dei pazienti, che spesso si traduce in violenza, e questo non va assolutamente bene. Ecco, mi fa molto piacere vedere, insomma, che Flavio è rimasto, nonostante io l'abbia salutato, è rimasto con noi a guardare questa puntata, perché evidentemente il tema gli piace molto. Io mi rivolgo adesso al presidente dell'Ordine dei Medici. Quanto è difficile poi tra l'altro rappresentare questa categoria in questo momento storico, no? E pensando anche ai medici che verranno, a quelli che fanno tanta fatica per accedere alle facoltà di medicina, che cosa li aspetta secondo il presidente dell'ordine? Ma guardi, c'è una disillusione notevole, cioè i medici si laureano e poi vanno incontro a delle delusioni cocenti che praticamente li portano ad abbandonare per esempio la specializzazione che hanno intrapreso. Questo è gravissimo, ci sono delle specializzazioni che lo sbocco importantissimo, diciamo, è essenziale per il neolaureato, che sono molto appetite, e ci sono delle specializzazioni in cui invece il medico non vuole assolutamente andare. Quindi noi ci troveremo quanto prima con, faccio un esempio, troppi dermatologi e pochissimi chirurghi, dico per fare degli esempi, per cui veramente ci sarà un futuro che io vedo estremamente preoccupante e nebuloso. Ecco, noi ci dobbiamo fermare per una pausa, riprendiamo tra pochissimo con tutti i temi, o perlomeno cercheremo di trattarli, che sono stati portati all'attenzione pubblica durante questo sciopero. Mando un altro abbraccio a Flavio e ci vediamo la prossima volta. Guarda, ti disturberò ancora, va bene? Venite qua, ci vediamo qua. Ci vediamo lì, ci vediamo a Taormina. Qui. Grazie Flavio, ciao. Alla prossima, ci fermiamo subito e torniamo sul tema. Stiamo ricevendo tanti messaggi. E siamo tornati al nostro focus, ci occupiamo dello sciopero dei medici di ieri, ma che vuol dire ovviamente una serie di problemi portati a galla. Tra questi certamente, l'abbiamo detto, la mancanza dei medici che fuggono dagli ospedali, e dunque perché non c'è un piano di assunzioni? Questo vorrebbe già dire qualcosa.
Non c'è un piano Presidente. d'assunzioni perché c'è un blocco da questo punto di vista da parte ministeriale. So che si sta rivedendo, però nel frattempo si è cercato di tamponare questa problematica col famoso discorso dei gettonisti. I gettonisti sono la rovina l'ultima, proprio la goccia che fa traboccare il vaso. Voi pensate di un collega che può guadagnare quello che un collega ospedaliero guadagna in una settimana, lui lo guadagna in una notte. Quindi è evidente che c'è addirittura una fuga dagli ospedali per andare a fare i gettonisti, cioè ritornare nell'ospedale da cui sei fuggito per guadagnare per 3 volte. Ed è un sistema che bisogna bloccare in ogni caso, quindi bisogna attuare un piano straordinario di assunzione prendendo le risorse anche da questa somma che si chiama risorse aggiuntive che si stanno sperperando per cercare di tamponare. Se non si fa questo non si risolverà il problema. Ecco, il medico gettonista, vorrei andare da Bonsignore, no? Diceva il Presidente dell'Ordine, è un male incredibile, ma non è anche un po' una sorta di controsenso, cioè che si debba perché poi evidentemente ci si rivolge a loro perché c'è bisogno, no? Ma comportano una spesa importante, ma non sarebbe più razionale, più logico sedersi a tavolino e pianificare appunto delle assunzioni, tenendo anche in considerazione che questi stipendi andrebbero un po' adeguati? Cioè alla fine dei giochi poi il sistema sanitario nazionale non ne gioverebbe in senso totale, in senso pieno? Ma c'è qualcosa di strano dietro a questo fenomeno dei gettonisti, perché intanto sarebbe lecito chiedere chi c'è dietro le cooperative che gestiscono i gettonisti. Sarebbe interessante sapere nomi e cognomi dei titolari di queste cooperative, perché i medici gettonisti comunque non sono autonomi, lavorano per dei gruppi che si sono riuniti in cooperative o sedicenti cooperative che forniscono il servizio all'ospedale pubblico. È chiaro, diceva poco fa il Presidente dell'Ordine di Catania, che è molto semplice il ragionamento. Se anziché guadagnare 3.000 euro al mese in ospedale vado in una cooperativa di queste, quindi mi dimetto addirittura dall'ospedale e vado a lavorare in una cooperativa dove per un turno diurno di 12 ore o notturno di 12 ore mi danno 1.200 euro, è chiaro che non c'è paragone, però c'è da chiedersi anche perché le risorse per pagare i gettonisti e le cooperative si trovano questo è il discorso. immediatamente. Le chiedevo questo. E peraltro no, è questo il problema. Noi ieri in occasione dello sciopero, nella manifestazione che abbiamo fatto a Palermo, all'Ordine dei Medici di Palermo, abbiamo anche presentato a tutti i mezzi di informazione, sarà arrivato sicuramente anche a voi, un mini dossier in cui segnaliamo le criticità della regione Sicilia e della sanità siciliana. Chiaramente abbiamo messo a fuoco anche questo aspetto, ma uno dei problemi maggiori attuali è il commissariamento della sanità siciliana. I direttori generali sono scaduti nel mese di aprile, si sarebbero dovuti nominare i nuovi direttori generali, si è fatta anche una procedura selettiva, addirittura sui mezzi di informazione sono usciti i nomi dei bravi e dei meno bravi per poi essere rinnegato da tutti questo elenco, questi elenchi, non si sa quindi chi li abbia forniti. E poi i commissariamenti si sono protratti di 3 mesi in 3 mesi, siamo a novembre e non abbiamo niente ancora, certo. Non abbiamo nulla. Questa è la sanità paralizzata, perché c'è una vera e propria paralisi amministrativa. Il commissario non ha i pieni poteri e soprattutto la visione e la programmazione a medio e lungo termine dell'azienda che gestisce. Vive alla giornata in attesa di sapere quale sarà il suo destino, e questa è la sua massima preoccupazione, non certo l'ospedale. Allora, ha parlato della regione. A questo proposito io vorrei chiamare dalla regia una fotografia che riguarda un post che è stato pubblicato dall'ex assessore regionale alla salute Ruggero Razza, dove scrive: il Ministero della Salute ha completato a novembre, dopo oltre un anno di istruttoria, l'approvazione del piano di investimento delle cosiddette
cosiddette risorse liberate, cioè quelle risorse che sono delle somme che vengono restituite all'operatività della regione a seguito di progetti che sono stati certificati, quindi a seguito di un'azione di buon governo, mettiamola così, ad esempio l'apertura dell'ospedale San Marco di Catania. L'ex assessore Razza dice: mi auguro che adesso si proceda velocemente a emanare il decreto di finanziamento e che si dia mandato alle aziende di non perdere tempo, perché di tempo se n'è già perso abbastanza. Stiamo parlando di 100 milioni di euro che dovrebbero servire a completare i lavori di potenziamento della rete ospedaliera nell'isola, con una serie di progetti che sono già ovviamente raccontabili, ma abbiamo poco tempo, non posso farlo. La risposta la devo dare perché c'è arrivata anche la replica dell'assessore Volo che dice la regione non ha perso tempo, siamo perfettamente in linea con i tempi, siamo solo in attesa di ricevere i progetti esecutivi delle opere da parte delle aziende e degli ospedali del servizio sanitario per poter procedere all'erogazione dei finanziamenti. Che mi dite di questo? Le dico che secondo me benissimo aver ritrovato queste risorse, però mi sembra un modo di distrarre l'attenzione dalla problematica che ci sta affliggendo. Cioè le strutture va bene, però pensiamo anche ai medici. Bisogna fare in modo che il professionista, il medico, torni ad essere il punto centrale della sanità. Se non si fa così non si va da nessuna parte. A proposito del discorso di prima, volevo aggiungere che questi colleghi che fanno i gettonisti non hanno nemmeno il regime di incompatibilità a differenza degli ospedalieri, per cui praticamente oltre a fare quello che abbiamo sentito possono anche fare altri lavori e avere altri guadagni, sempre a dispetto degli ospedalieri che sono bloccati sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista delle incompatibilità. Secondo problema importantissimo, i commissari. Secondo me questo piano di sviluppo strutturale, secondo me non lo possono mettere in atto in questo momento, proprio perché non hanno i pieni poteri, quindi è un modo per bloccare e fermarci ulteriormente. Come sarebbe opportuno che i commissari, se lo possono fare, questo non lo so, facessero i concorsi per gli apicali. 1/3 dei reparti ospedalieri della Sicilia è senza primario, con un aiuto facente funzione o un altro primario ad interim che chiaramente ha una strategia a brevissimo termine. Per cui l'attrattività di queste unità operative è zero e quindi i medici non ci vogliono andare. Questo è il problema. Bisogna ricreare un'attrattività per il sistema sanitario pubblico e puntare sulla professionista. Allora, d'accordo, assolutamente, penso che sia lo stesso, la stessa cosa valga anche appunto per Bonsignore. Io però mi permetto di dire, anche perché insomma ho citato questo post non a caso, che è verissimo tutto questo, che si deve partire dagli uomini, però che le strutture in Sicilia vadano potenziate, anche perché qua leggevo, insomma, si parla anche di intensive, di subintensive, è lì che vanno a lavorare i medici, quindi che ci siano anche delle belle strutture è molto molto importante. Bonsignore, a chiudere anche una sua considerazione. Noi stiamo parlando di fondi destinati all'edilizia sanitaria, non all'assistenza sanitaria. Assolutamente. Quindi, sì, però voglio dire, si parlava in ogni caso di fondi che sono importanti, perché se no dove andiamo a fare i medici? Guardi, il PNRR ha finanziato una serie di strutture, si va dagli ospedali alle case di comunità, la progettazione credo che sia quasi completata, magari saranno anche aperte e realizzate. Vorrei tanto sapere chi ci andrà a lavorare, perché se già i medici e gli infermieri mancano negli ospedali, vorrei capire come saranno riempite e da chi quelle case di comunità o queste strutture nuove. Si è fatto l'esempio del San Marco. Il San Marco è una bellissima struttura di Catania, ma in realtà non ha ampliato l'offerta sanitaria catanese, perché c'è stato un trasferimento, diciamo, dal Policlinico di fatto all'ospedale San Marco, ma si sono chiusi dei reparti in un posto e si sono spostati in un altro. Bellissimo, c'è una struttura moderna e nuova, certo, ma
dobbiamo dire ai cittadini come stanno le cose, non abbiamo aumentato e implementato l'offerta sanitaria, anche perché torniamo a quei paletti famosi del DM70, del decreto Balduzzi, per cui non si possono avere doppioni o triploni di unità operative, eccetera. Quelle sono decise e quelle ci dobbiamo piangere. Monsignore, voi credete in un emendamento che possa salvare un po' la situazione? Sì o no, mi dica però. Emendamento su cosa? Sulla questione ovviamente della manovra, sulla questione della sanità. Sulla questione della manovra io penso che faranno qualche piccolo ritocco allo scippo dell'assegno pensionistico, ma qualche piccolo ritocco, non faranno marcia indietro, l'hanno già detto ampiamente. Sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale temo proprio che non c'è verso di avere altro, purtroppo. Allora, i gioielli della sanità siciliana, i reparti svuotati, io penso che in questa sede ne potremmo citare tanti. Ci sono ospedali anche della città di Catania che erano famosi per una serie di reparti straordinari e c'è stata una trasmigrazione assoluta di molti professionisti verso il privato. Cercheremo nelle prossime puntate di raccontarvi la sanità ospedaliera che sta rimanendo, quella buona, quella della quale bisogna assolutamente occuparsi e attorno alla quale bisogna stringersi. Noi possiamo davvero fare soltanto questo. Grazie per il vostro intervento, grazie a Giuseppe Bonsignore, buon lavoro e grazie tante davvero al Presidente dell'Ordine dei Medici di Catania. Il nostro focus ritornerà domani alle 14:30.